Heather McPallister. Sono state fatte alcune domande al marito di Liliana Resinovic, Sebastiano Visentin, sugli oggetti ritrovati sotto l'albero dove vicino venne ritrovato il corpo di Liliana. Ah, quello, guarda, mi è stato mandato, ma io dico sinceramente non riconosco. Non credo assolutamente di che possa essere di Liliana. Non penso, guarda, assolutamente. Io ti dico sinceramente, non gliel'ho mai visto. Non ho mai visto le sue collane. So che aveva delle collane, dei braccialetti, alla spina di pesce, quelle classiche. No, ma così con gli anelli io non mi ricordo di averla vista. Alla domanda sugli ori di Liliana se erano custoditi in un cassetto a casa, Sebastiano risponde: ce l'ho io. Se c'erano dei gioielli dai quali non si separava mai Liliana, Sebastiano dice: non lo so, esattamente quello che aveva. Quello che è stato trovato, basta. Se è vero che si incontravano Liliana e Claudio, ma no, sono cose che dice Claudio. Io non ho né prove né testimonianze di questo. Quello che dice Claudio e io non posso né confermare né smentire quello che dice lui. Praticamente sembra che manchi la pagina scritta in alto. Manca una parte dell'interrogatorio di Furlanic, che era il proprietario appunto dell'ex sede Marathon e cantina e soffitta lì su via Giulia, via Slata sa cosa, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Chissà se magari proprio in quella parte dell'interrogatorio Furlanic non abbia dichiarato di avere quelle proprietà e che aveva dato in uso, insomma, a Claudio.